Tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui dal nostro amico aviatore che ci domandava le tre esche. Esatto, tre esche speciali. Mi manca la seconda esca, che c'è questo pesce che non so che pesce sia. In sostanza non ne ho la minima idea. Sì, lo so, non ho ancora tutti i pesci, va bene. Andiamo alla ricerca. Intanto abbandoniamo, ma vai a quel paese. Vabbè, non importa. Tanto dobbiamo andare lo stesso dalla nostra amica qua. Che dobbiamo, come si dice? Ma vai a scagare. Questo qui? No, non è questo. E questo qui? No, non è neanche questo. Non vorrei che fosse un pesce notturno a sto punto. No, non è neanche questo. Andiamo dalla nostra amica che vendiamo qui tre. Peschiamo qua, vai. Tanto è lì dietro. È anche abbastanza facile da pescare questi qua. Ah, 2 punti anche, abbiamo perso, mi pareva. È abbondante, quindi va bene. Continuiamo a pescare noi, cioè. Perché pesci di giorno ne abbiamo visti tanti, ma fatalità quel tipo lì non l'abbiamo ancora visto, quindi mi viene da pensare che sia un pesce notturno. Per quello dico. Allora, mercato del pesce. Vendiamo tutto, 430 barrette intanto le abbiamo prese. Adesso andiamo al cantiere. Io direi di riposare, facciamo una robetta sto genere. Andiamo fuori dopo le 8 di sera, 9. Sono anche le 10 sono, perfetto. Andiamo alla ricerca, vediamo se lo troviamo, magari per puro miracolo. Qui c'è qualcosa, vediamo se è qui. No, non è questo. Andiamo avanti. E non so neanche se sia qui dietro tra l'altro, perché dico la verità. Vediamo se è qui. Eccolo qui, guarda. Oh, oh. Infatti, pesce gatto. Bene, visto che ci siamo, ne peschiamo degli altri. È uno spazio abbastanza ristretto, però è. Dopo avevo chiesto se qualcuno mi diceva per favore, ma guarda, se qualcuno mi poteva dire dove potessi prendere, dove portare il cane, perché il cane non so dove andava. Allora aspetta un attimo che non mi perdo. No, è dentro per di qua. Stavo dicendo che qualcuno mi ha consigliato di portare dalla geologa, mi sembra. Va bene, posizione da trappola e abbandonare. Va bene. Enciclopedia, pesce gatto, va bene, aberrazione, non si sa dov'è, se ci sarà mai, va bene.
Allora adesso dobbiamo andare qui. Allora giriamo a destra, sinistra e destra. A destra, sinistra e subito a destra. Dovrebbe essere per queste zone qui in teoria, giusto? No, dobbiamo girare dentro per di qui. Eccolo qua. Adesso facciamo fuori il terzo. La carcassa ce l'abbiamo, molto bene, la mettiamo qui e siamo a posto. Adesso ritorniamo dal nostro amico, se lo troviamo ovviamente. Qua cosa abbiamo da pescare? Ce l'abbiamo mai pescato questo? Non ricordo. Sì, l'abbiamo già pescato, molto bene. Fuori di qui. E dopo dentro per di qua dovrebbe essere, giusto? Sì, giusto. Molto bene, è stato più semplice del previsto. Adesso che dare la grande carcassa insanguinata davanti agli aviatori, i suoi occhi manifestano un sadico piacere. Si china e penetra nella morbida carne con il coltello, la carne cede al passaggio delle lame, rivelando bagliore metallico. Con un forte strappo del suono disgustoso, l'aviatore estrae da fonte del bagliore dove era incastonata nella creatura. La solleva, nel sangue riconosci quella che è una collana. Beh, il pescatore, finalmente un po' di fortuna, ha trovato il giusto acquirente questa collana. Potrebbe avere il gruzzolo. Va bene, grazie. Abbiamo scelto della carcassa, se volete diventa malinconico. E adesso? Beh, direi che è tipo. Cosa posso fare adesso? Non saprei, pensavo di chiederti di portarmi via da qui, ma ormai è un po' entrata a casa mia. Non me la sento di abbandonare qui i miei fratelli, credo che mi atterrò ancora per un po'. Nel frattempo posso produrre esche speciali per te, potrebbero tornarti utili nelle tue battute di pesca. Tutto ciò che è rimasto delle altre esche che abbiamo prodotto. Abilità pescatoriale, lancia esche in mare per tirare specie locali. Bene, possiamo anche produrre qualcosa di nuovo se ti va. Prima ho bisogno di alcuni pesci, questo sempre andrà bene, ma più me ne darai più esche potrò produrre. Beh, allora ti do questo. Questo. Ti do questo e basta. Beh no, potrei darti anche questo qui. Ora il svinoso ci vorrà un po'. Questo ce lo sono riuscito a fare, prendi pure tutto quanto. E insomma dai, mi ha dato. Sarai chiaro, questo qua posso metterlo al magazzino, sì. E questo lo mettiamo qui, molto bene. Vanno matti per quella roba, notte o giorno non importa, di solito tutti i pesci sono attratti. Va bene. Allora io direi. Ma se ci mancano ancora queste.
Io direi che il più grosso lo abbiamo fatto, perché effettivamente il più grosso lo abbiamo fatto. Però cioè io adesso dovrei capire, no, il magazzino, dovrei andare al magazzino un attimo. Mi sa che siamo fuori o no. Andiamo dalla nostra amica qui intanto. Allora, il mio magazzino, perché c'è questa roba qua, mi sa che va tutta quanta là, ma non è che abbiamo finito. Dopo manca questo pezzo qui di carta che non so dove sia. E poi ci vuole le piastrine qui, non ho capito se possiamo venderle. Ah, le metto qui e poi le do. Queste qui posso metterle al magazzino. 1, 2, 3, 4, 5. Dopo, mercato del pesce. Molto bene. Questo qui lo mettiamo qui. Questo mettiamo qui. Questo mettiamo a magazzino. Che sarebbe questo qui, giusto? Un anello con splendido smaragdo incastonato. Questo qui va portato da qualche parte. L'oro non perde mai vero. Questo qua va venduto normalmente insieme con questi qua, non so se vanno venduti, non mi ricordo. Questo qui invece va venduto, credo. Un paio di chine anello ciascuno incastonato un... Allora, intanto lasciamo gli ormeggi un secondo che voglio vedere. Allora, il collezionista, ho trovato un carillon e dobbiamo andare a Rocca Nera adesso. Per andare a Rocca Nera, eccola qua, dobbiamo andare. Andiamo a Punta Acciaio intanto, ci fermiamo. Anzi, meglio ancora, mi fermo qui, dormo fino all'alba, mi faccio un bel sonnellino. E adesso andiamo, Rocca Nera è... no, prima andiamo, sì, sempre dritto, esatto. Abbiamo sempre il nostro faro come punto di riferimento. Ah, là c'è una roba, un piccolo bagliore. Non so cosa sia, ma draghiamo. Bandiera serpente. Qui cosa abbiamo? Ha un qualcosa di prezioso. Dobbiamo andare a Rocca Nera, dunque. Sempre dritto. Mai paura, ovviamente. Rocca Nera, quella là, giusto? Alla velocità della luce, beh.
Ah, aspetta, questi se dovevamo portarli all'uomo, vabbè, non importa. Villa in rovina. Sono tornato. Trascina l'enorme carillone nella stanza, lasciando profondi solchi sui tavoli di legno sottostanti. Il collezionista non importa, è concentrato sul tuo ritrovamento. Il segreto. Oddio. Diciamo di sì. Ah, eccellente. Questo dovrebbe velocizzare un po' i prossimi viaggi di ritorno con permesso. Il collezionista sceglie uno dei nastri argentati che pensano nei libri cremisi. Apre il volume a una pagina che non vedi. Voltandosi può consentire una luce fioca di illuminare il testo. Sussurra qualcosa sulla pagina. Dopo qualche secondo senti un tuffo allo stomaco come quando arriva un'onda alta. Il collezionista chiude il libro e si sposta nella tua direzione su di te. Ci sono altri cimeli da trovare, continua a cercare. Abilità sbloccata, apparizione. Nella barriera corallimbaci stellare potrebbero esserci accumulati di relitti. Cerca in quella zona. Nel luogo della mappa iniziare a cercare. Perché non puoi cercare i tuoi cimeli? L'oceano non intende più collaborare, visto che ora per me le onde sono pericolose, tu sarai il mio surrogato. Grazie al cazzo. Perché vuoi questi cimeli? Per collezionare naturalmente, un investimento per il futuro. C'è altro? Ah. Il libro contiene il potere degli abissi, lo estendo semplicemente quei poteri a te. Ce n'è uno in particolare su cui vorresti saperne di più? Apparizione. L'uso di queste parole indurrà uno stato di trance. In questo stato il tempo passerà in un batter d'occhio e quando finirà ti ritroverai qui. Come sempre consiglio di non abusare, usa il potere in modo selettivo e strategico quando ne hai più bisogno. Quello qua. Dove tutto all'inizio, va bene. Cabina. No. Mappa. Uno è qua. E l'altra è... No, questo qua è quello famoso che non sappiamo cosa va messo dentro. Scrivetemi qua sotto nei commenti se sapete cosa va qui dentro, mi raccomando, che era tutto viola. Per ricordare, per farvi capire. E io adesso devo andare in fondo qui. Vabbè, andiamo lì ora. Sì, ma c'è questo qui che non so... Va portato da qualche parte, vabbè. Non importa. Allora adesso andiamo... No, devo andare dall'altra parte. Qua io devo andare. Non è che prima di sera ci arriviamo, magari. Beh, effettivamente è rilassante comunque, niente da dire. È giusto? Sì. E quella lì che roba è? Non c'era l'ultima volta. Oh sì. Boh. Aspetta, devo andare lì. Intanto andiamo alla stazione di ricerca che è qui dentro. No. Riposa.
generatore, perché è proprio in mezzo, sì, e così teniamo a bada il mostriciattolo. Allora dobbiamo andare esattamente qui, proprio in mezzo, nella parte, potrebbe essere questo. No, è più di qua. A me viene a pensare sia questo. Boh, intanto draghiamo. Non sia questo magari. A doppia. No, non è questo. Potrebbe essere questo allora. 60. Ma no, non è neanche questo. Che sia questo? No. Ma dopo, allora facciamo una robetta di sto genere. Proprio dietro di me. Allora, magazzino, magazzino e magazzino. Abbiamo il magazzino strapieno. Allora, mercato del pesce. Pesce non abbiamo, però abbiamo il magazzino che è pieno di sta roba qua. E non posso venderla. Molto bene. Giusto per non farci mancare niente. Ma io non ho capito, cioè, cosa sta cercando. La collana. Ho trovato un anello, dovrei portarlo. Beh, abbiamo preso anche un trofeo. Allora, facciamo una roba di sto genere. Anello. Mettiamo qui. Mettiamo. Cos'è che c'è anche? Li mettiamo qui e magari ce n'è uno che gli comoda. Penso, presumo. Poi non so, dopo c'è anche questo qui, ma questo qua allora ha un po' di valore, ma chiuso lì. Vediamo se. No. Potrei cercare una.
Ah, è in carica. Allora, aspetta un attimo, prima di andare ancora alla ricerca di robe strane, portiamo via sto cane. Potrebbe essere qui? Sto facendo un po' di casino, scusate, ma qui c'è la costruttrice. Io direi di mettere il cane qui. Questo mettiamo la stiva e stiva e stiva. Costruttrice. No, questa non è. Dov'è che dobbiamo andare? Proviamo a girare qui intorno, ma allora, vediamo. Dobbiamo portare a casa il cane, però non mi sembra che sia una geologa, può essere. Una cernia elettrica. Ma allora facciamo dov'è il faro? Sempre dritto. Mostriciato, via. Ah, l'ho passata via per quello. Padre in lutto, salve, tutto bene? No. Scaricatore. Sistema beneficio del molo, fissione d'acqua. Che succede? Devo rimanere in silenzio con occhi sgranati. Resto qui riporre un po', di tanto in tanto fammi scuotere il suo corpo, il suo respiro si fa affannoso. Gli occhi lo sforzo, che è successo? Note che il suo collo e la sua tuta sono coperti da un fluido di colore scuro, lo stesso fluido che colava sul pacco che ha consegnato poco prima. Improvvisamente il suo corpo rialza e i suoi occhi si riaprono, sono confusi, inespressivi, il fluido si riempie i polmoni. Una goccia di limo nero gli cade all'orecchio, altrettanto sul mollo per poi scivolare tra le assi e scompare negli acqui sottostanti. Che cos'era? Un volto tremante si gira leggermente verso te, il suo respiro si fa pesante e rabbioso, decide di indietreggiare e lo scende solo sul mollo. Vabbè. Commerciante. Si può venderlo? Vendiamo. Questo si può venderlo? Vendiamo. Questi vendiamo, vendiamo. Questo si vende. Questo si vende.
Basta? Ah no, ci sono questi. Sì, ma questi qua dovrebbero... Ma questi qua non sono le piastrine che ci domandava quell'altro. Ma vediamo. Allora troviamo sulla strada, per modo di dire. La guardiana del faro ti aspetta sul mare un'espressione contrariata. Ti ho visto salpare verso l'orizzonte e attraversare quei banchi di nebbia. Credi davvero che sia una mossa saggia? Che problema c'è? Hai un po' la sensazione di sfidare il destino, vero? Da queste parti la situazione è già abbastanza brutta, senza bisogno delle tue provocazioni. Senza preavviso la donna si gira se ne va scrutando le acque attentamente mentre cammina sul lungomolo. Che c'è? Ultimamente ho notato un... Il comportamento delle nebbie è come se reagisse a lui che le affendono, ruota verticosamente come respinte ai raggi di luce. Dalle cime del faro vedono oscure figure irrequiete e nei tratti di nebbia più fitta. Oltre la midoglia minore le luci si affievoliscono. Tra tutte le cose che ho visto, le tue luci sembrano essere la cosa che li irrita maggiormente. Cosa sai riguardo? Lui è, cerco di non pensarci, un ricordo doloroso per tutti noi. Certe notti mi sembra ancora di sentire il rumore dei suoni, dei suoi motori che superano la baia, ma so che non c'è più. E preferisco non dire altro sulla faccenda. Ma meglio che no. E il sindaco invece? Che posso fare per te? Certamente c'è qualcosa... Isola di Roccanera, non ne so molto, tecnicamente ricade sotto la giurisdizione di Midoglia Minore, credo sia stata venduta a un privato circa 20 anni fa. Deve essere stato qualche tipo di accordo speciale, eventi del genere sono abbastanza inusuali, c'è un sacco di burocrazia. Non ho mai incontrato gli acquirenti, o credo che non viva da queste parti, l'isola sembra disabitata. C'è un altro posto che vorresti sapere? No. Qualche storia... So che la mia controparte Midoglia Minore ha fatto una brutta fine. Pare che sia impazzito improvvisamente, un giorno era normale e quello dopo correva in spiaggia lanciando in mare effetti personali alla gente. Dopo qualche giorno è scomparso e nessuno l'ha mai più visto. Oggi la storia del vecchio sindaco viene raccontata per spaventare i bambini. Non lo ricordano molti, me compreso, e quelli che se lo ricordano non amano parlarne. È un tasto particolarmente dolente. Possiamo che naufragi sfortunatamente ce ne sono stati diversi negli ultimi anni. Il faro aiuta, ma è pure quello che fa. Il faro aiuta, ma neppure quello che può fare molto alle notti di nebbia fitta. Facciamo il nostro meglio a recuperare i materiali e rimuovere le liti che finiscono da questo lato dell'isola, dove dovrebbe rendere più facile la pesca. Ma la parte posteriore è più difficile da raggiungere, lì ci sono dei relitti e zone profonde, ti consiglio di evitare quell'area. Vorrei più informazioni, certamente c'è un posto particolare. Ah, aspetta. No, Rocca Nera l'ho già fatta. Magari no. Meglio che torni a pescare. Allora, maestro d'ascia. No. Prima andiamo dal pescivendolo e qualcosa abbiamo preso. Poi andiamo dal maestro d'ascia. Faccio riparare il tutto. Molto bene. Però dovrei montare questa qui dovrei montare. Vulcanico, costiero superficiale. Allora intanto mettiamo un po' di ordine, perché qua
c'è casino, molto casino per i miei gusti. Questo lo mettiamo qui, non è il massimo ma meglio di niente. Questo lo metto qui, questo lo metto qui, questo lo metto qui. Dopo c'è questo qua, dovrei installarlo però. Mi sa che è questo qua che devo utilizzare là per prendere quello che mi serve alla stiva, e lo mettiamo, e non si può installarlo da nessuna parte. Devo per forza disinstallare qualcosa. Cioè, ci starebbe anche, ma... Ah, perché occupa 3 posti. Magazzino. Dopo il magazzino abbiamo anche questo. E lo installo insieme. Magazzino. Allora mettiamo tutta la roba da mangiare assieme. Anche se non ne faccio niente, l'ho fatta per niente praticamente. Forse attira qualche tipo di pesce particolare, ma niente di più e niente di meno. Questo lo metto qui. E intanto faccio così. E questo... E questo lo metto qua. E questo qui, visto che è singolo, lo piazzo qui. Perfetto. Anzi, meglio ancora, questi qua due, guarda cosa ti combino. 1 e 2. Aspetta, il mio magazzino. No. Ah, ho un paio di le porto via, che per caso proviamo ad andare nella parte posteriore, ci diceva. Tipo qua. Usa gli esplosivi. Vediamo cosa c'è qui. Ha un pezzo di acciaio. E beh, ne abbiamo comprati 30, cioè, comunque non importa. Tutta sta fatica qua per niente, comunque. Però dovrei... Cioè... non risponde il tuo tocco. Comunque... attività... cerca i cimeli, ma... dragare dove trovo di alcuni cimeli posso conto, vedo che mi ricompensa ogni cimeli. Devo cominciare con i relitti. Ha detto che gli abitanti del posto possono indicarmene alcuni. Sì, vabbè, ho capito. Sì, ma anche questo qua è pesce a remo. Difficile mercantessa itinerante, storia anguilla pellicano. Sì, chi cazzo è che attira fuori sta roba qua? Riferisce alla mercantessa itinerante, si trova il pesce tigre golia e pesca un celiacanto.
Sì, va bene, ma... Devi consegnare un grongo in putrefazione a un abitante di Indufel. Un grongo. Allora io direi, visto che il tempo sta scadendo ormai, no, intanto andiamo, giusto per di qui? Sì. Qui cosa abbiamo? Un pesciolone. Tu qua posso mettere? No, devo fermarmi da qualche parte proprio. Giusto? Sempre dritto, guardiamo. Dovrei anche fermarmi perché devo ancora dormire. Vabbè, farò anche quello. No, devo andare alla stazione di ricerca. Perché devo andare in mezzo là io dopo. Rana pescatrice brutale. Ci manca trovargli un posto, non è proprio così semplice, cioè, basta. Aspetta che mi fermo, vai. Generatore. Sì. Dovrei andare in mezzo. No, non è qui. Questo però non l'ho mai preso, mi sa. Sì, l'ho preso invece. Eppure è qui in mezzo è che devo... Forse qui? Ah, un pesce nuovo. Di Paridi ha preso Salda. Che cazzo di pesce è? E lo cazzo lo metto io sto qua. Non è qui che devo... Aspetta, ma le luci io non le accendo? Eppure qui da qualche parte. Qui cosa abbiamo? Se mi spiegate dove andare, magari dico io andiamo
Aspetta, dove che devo... Poi abbiamo anche la nave fantasma adesso, sì. Io non ho capito dove andare a prendere quella roba là. Intanto ti vendo sta roba qua. Questa la mettiamo via, questa la mettiamo via e anche il cane. A sto punto. Mi riposo. Non ho capito cosa devo pescare qui in mezzo, cioè che me lo segna, cioè, mi pesca pesce, ma non è che mi peschi qualcosa. Vabbè, un altro pesce nuovo. E ti pareva, ma mi lasci. Cioè, mi ha distrutto tutto. Allora, facciamo una... prendiamo la parte larga. Che la volta è buona che prende fuoco tutto. Mi curo, metto a posto la barca e poi basta. Mercato del pesce non è molto, però cioè, praticamente distrutta va bene. Cantiere, abbiamo 180 dollari, va bene. E niente signori, qua non si capisce un cazzo, non si capisce cosa devo pescare, non si capisce. Va bene dai signori, come sempre vi ricordo di iscrivervi, ma vai a cagare, finché mi ricordo. Sentiamo dai, mettiamo a posto dai. No. Va bene signori, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.